E ciao belli ragazzi, oggi siamo in un nuovo video. Oggi andiamo a andare con Cleverbot, un robot molto malintenzionato. Se mi risponde, ciao, vai, ciao, vai. Dove devo andare? Al mio matrimonio. Con chi ti sposi? Con chi si sposa? Ho 10 anni. Io 1. Io 0. Ci incontriamo col cavolo che ci incontriamo. Col cavolo. Chiali. Oh, la bici. Sparati. No. Fallo tu. Parla cinese. Che anni hai? Andiamo. Perché? Perché non mi ami? Perché? Io ti amo. Perché ti vesti? Sono gay. Poi. Cosa? Fan culo. Oh, Tag Life. Che poi sto cazzo te ti chiami Roger o no? Sto cazzo mi chiamo te. Sto cazzo lo vuoi capire? Sto cazzo. Sono stronzo. Lo so, lo sa. Ok. Cosa ok, facciamolo. Cosa? Scriviamo qualcosa in inglese. Fuck. Stronza, non tanto. Ok. Parla chiaro. Parla chiaro. Sono chiarissima. Mettiamo 1000 punti interrogativi. Che sei scema? Scema tomba. Stronza. E ha capito tutto. Parla marocchino. Parla del tema online. Questo conto ora che non lo amo più il simili. Che? Io sì. Vediamo che risponde. No, ragazzi, vediamo che risponde. Ragazzi, mi raccomando, perché già che ho speso 72 centesimi per
Cleverbot è tanto per voi. È tanto perché io 72 centesimi non li spenderei mai per voi. Anzi no, li ho spesi però con felicità. Io no. Fan culo. Allora. Fanculo allora. Vediamo che risponde. Vediamo se hai coraggio. Sei ricchione. Sì. Molto. Sì, molto. Cioè ricchione che significa? Ricchione. Ah, oggi ho visto un ricchione, madonna quanto era bello. Era ricchione, il ricchione c'aveva le orecchie. Ricca, sono ricca. Ricca. Dai, risponde. Rispondi. Rispondi. Ora. Col cazzo. Oh, Tag Life. Sì, sono maschio. Sì. No. Gay. Sì, non sono gay. Neanch'io. Allora. Fan culo. Allora. Mandamelo. Cosa? Cosa te la devo mandare? Cosa? No, vedetemi cosa gli devo mandare, se no ho paura. Ho paura di Cleverbot. Dimmi cosa vuoi fare. Boh. Cosa voglio fare? C'è il doppio senso. Quanti anni hai? Mettiamo un'età incredibile. Mettiamo pure le cifre. Che? 9999. Vai. Non ci vengo. Da Clive. Non ti è piaciuta molto. Mettiamo una cifra. Che? A me ragazzi direi che per questo video è tutto e alla prossima.